Eccoci nel gazebo di Forza Italia, siamo con il coordinatore veneto orientale Gianluca Forcolin e con il coordinatore locale Pietro Rambuschi. Si leggeva sulla stampa oggi di un eventuale vostro appoggio alla lista di Sara Moretto, che è il primo nome ufficializzato. Essendoci al momento circa 4 possibili candidati sindaci, ma voi non vi siete ancora schierati, ci volete chiarire un po'? Ma diciamo che insomma, Forza Italia è sempre stata una forza di centro moderato, pertanto sta guardando a progetti e figure che possono essere o rappresentare questo tipo di area alla quale noi apparteniamo. Abbiamo sentito e stiamo seguendo anche le vicende della Moretto. La Moretto insomma, non vi è dubbio che sia una persona che ha fatto anche il parlamentare, che oggi si sta muovendo in un'area di centro, proviene dal PD, ma da un PD moderato, da Italia Viva, quindi insomma sappiamo la sua storia e quindi stiamo anche guardando a tutte le aree che possono essere utili a questa nuova tornata amministrativa. Però è altrettanto vero che Forza Italia appartiene al centrodestra, appartiene a una coalizione che negli anni e oggi è al governo con il centrodestra e che ha visto in questo scenario 2 candidature che ormai mi sembrano ufficializzate, che sono quelle del dottor Toffolo per la Lega e quelle del dottor Lipani per Fratelli d'Italia. Su questo scenario, in queste ore, stiamo vedendo con l'amico Rambuschi di capire quali sono i progetti, ma soprattutto quali sono anche i programmi e le idee che abbiamo per i prossimi 10 anni per Portogruaro dopo 2 legislature non propriamente felici, e quindi in questo aspetto crediamo che nel giro di un paio di giorni scioglieremo le nostre riserve e capiremo dove dovremmo andare. Sicuramente l'orientamento è quello di un centro moderato con persone che guardino appunto a questo tipo di aree. Con Piero appunto ci stiamo confrontando ora per ora perché sono giornate strategiche, sono giornate sulle quali dobbiamo poi decidere come muoverci, ma la sua conoscenza del territorio e anche ormai la storicità con la quale si muove all'interno del portoghese ci daranno gli utili consigli per poi chiudere nel migliore dei modi. E allora, visto che ha nominato la coalizione, ci sono stati incontri serrati nelle ultime settimane, non c'è stata l'unità, purtroppo non c'è stata. Non certo per colpa vostra, declinate qualsiasi responsabilità, eravate aperti? Beh, noi ci siamo messi a disposizione con la nostra lista, Piero lo sa, insomma abbiamo detto cerchiamo di trovare il candidato migliore e insomma non abbiamo mai messo una preclusione sul candidato, tantomeno abbiamo messo un nostro candidato, abbiamo detto siamo a disposizione per trovare la miglior squadra possibile, quindi se c'è qualche problema certamente non è legato in casa a Forza Italia, ma è legato a qualche altro collega di viaggio insomma, che non ha saputo trovare una sintesi. Su questo ci rammarichiamo, però guardiamo oltre e cerchiamo insomma, di arrivare magari a una condivisione di progetti oggi utili e magari poi ci ritroveremo con chi non ha voluto o non ha potuto chiudere in prima battuta i conti, magari al ballottaggio per vincere comunque con una coalizione che sia più o meno omogenea verso il centrodestra. Sì, allora a Rambuschi una domanda, allora, visto almeno 4 candidati sindaco, nel caso si presume si vada al ballottaggio, voi avete le idee chiare? Al ballottaggio, come diceva il mio coordinatore, direi proprio di sì, insomma, perché noi altri siamo convinti di appoggiare un candidato sindaco che andrà al ballottaggio, quindi noi auspichiamo, ma ci crediamo di andare al ballottaggio, quindi problemi di scelta non ce ne saranno. Intanto si presume che non ci sarà una vincita diretta, nessuno vincerà il primo colpo. No, questo sicuramente no, potrei dirlo già in anticipo, però come dico, oggi con il mio coordinatore provinciale stiamo valutando chi appoggiare per andare al ballottaggio. Bene, grazie.